siamo entrati nel Salone degli Zavatteri. Il Salone degli Zavatteri, inizialmente, nella progettazione iniziale, il Salone degli Zavatteri era un luogo aperto. Era un passaggio, quindi sarebbe rimasto questi archi non c'erano, sarebbero stati chiusi questi, mentre questo era un passaggio pedonale. Quando un anno abbondante fa, nel luglio del 2011, il professor Goldin venne a Vicenza per avviare questo progetto, ci disse subito: attenzione, se volete che la Basilica possa ospitare grandi mostre, fino a mostre di 30-40 visitatori, potevano andare bene quegli spazi, che erano stati così pensati. Grandi mostre con bisogno di spazi assolutamente diversi. Ed è lì che nasce questa idea di chiudere il Salone degli Zavatteri, ovviamente architettonicamente lasciando questa idea dell'apertura a sud e a nord, quindi con un affaccio sulla chiesa, sulla facciata della chiesa di San Vincenzo e poi di là della Torre dei Tormento, lasciarlo aperto, ma nel contempo rendere vivibile questo luogo. Ergo, tutta un'impiantistica che non c'era, qui c'è un riscaldamento, un rinfrescamento a pavimento, è un sistema di illuminazione, insomma. E anche un ripensare le funzioni. E un ripensamento globale delle funzioni, tant'è che per la città, perché io tutte queste cose le ho sempre pensate ovviamente in funzione della mostra, ma tutti gli investimenti in funzione poi dell'uso per la nostra città. Pensate che cosa, adesso al di là dei banconi, che cosa questo luogo e come questo luogo potrà nel tempo essere utilizzato per mostre, per iniziative, per riunioni, sia per il piano terra sia per il piano del mezzanino. E ancora il professor Goldin ci disse: guardate che malgrado questo spazio non sarà ancora sufficiente il tutto. Perché? Perché qui non ci sta la biglietteria, il passaggio, eccetera, e anche il guardaroba. Bisogna trovare un altro spazio. Di lì la struttura provvisoria che poi andremo a visitare, che è una struttura destinata sostanzialmente sola al guardaroba. Tutto in funzione della mostra, ma anche della città. E io penso che questo sia stata e al di là delle piccole polemiche locali che non hanno senso adesso di ricordare, però la spesa principale che noi abbiamo avuto è la spesa di investimento, e questo investimento resta tutto qui e di sopra, come vedremo, fino alle terrazze. Volevo dire questo, adesso. No, voglio solo dire che in città mancava, come dire, uno spazio attrezzato per mostre di un certo tipo. Cioè, se ricordate, anni fa si potevano fare solo mostre di arte contemporanea perché la Basilica non poteva permettere, quindi tutti gli investimenti che l'amministrazione ha fatto ha creato uno spazio assolutamente esclusivo di livello museale internazionale. Cioè, qui possiamo portare tutto, finalmente tutto, e io credo che questo è un valore aggiunto al restauro conservativo e al restauro del monumento, nel senso che questo la rende anche flessibile a tutti gli usi. Però tutti questi lavori aggiunti, vedremo poi la grande scala, l'ascensore, tutti i lavori aggiunti sono stati pensati con grande rispetto verso il monumento, con le autorizzazioni, con tutte le autorizzazioni ovviamente. Certo. Però pensate alla grande corsa, ecco perché i tempi non è stato così semplice. Ecco. Allora, io voglio soltanto spiegarvi, quindi la gente entrerà ovviamente da qui, adesso opportunamente segnaleremo l'ingresso della mostra, qui dentro ci sarà una segnaletica dappertutto che condurrà le persone quindi a fare il loro percorso. Il percorso delle persone sarà esattamente quello che adesso magari facciamo. Secondo, allora, qui ci sarà il punto di accoglienza per i gruppi, sarà segnalato qua sopra, accoglienza gruppi. Qui di fianco ci sono le due biglietterie, quindi la gente entra,
questo se mi venite dietro. Qui a sinistra la prima biglietteria, quella dei prenotati, su quella cassa lì, e qui dove sono io la biglietteria per i non prenotati. Che cosa vuol dire? La differenza è che siccome lo spazio qui davanti non è molto, ci staranno al massimo 5, 7, 10 persone in fila, vuol dire che tutte le persone che non hanno prenotato, N-O-N stampatello, che dopo non venga fuori, che non hanno prenotato, aspetteranno fuori fino a che i nostri addetti diranno ok, c'è posto per entrare e avanti un altro, come si dice. Chi invece ha prenotato avrà una sua corsia preferenziale fuori, entra. Che cosa vuol dire avere prenotato? Avere prenotato vuol dire avere scelto un giorno e un'ora di accesso alla mostra. Noi dividiamo sempre in fasce di 45 minuti ciascuna. In ogni fascia collochiamo 80 persone private. Fascia da 45 minuti rendiamo prenotabili 80 posti. Queste persone, quindi uno diciamo 10, 10 e 45, vuol dire che uno può venire a ritirare il biglietto e poi salire fra le 10 e le 10 e 45, può venire alle 10, alle 10 e 20, alle 10 e 45 quando vuole, basta che entri in questi 3/4 d'ora. E questo è un tipo di visitatore. L'altro è quello che non ha prenotato e quindi se ci dovesse essere coda la fa, esatto. Ridico per la 50ª volta questa cosa perché pare che questa cosa proprio non entri nella testa dei vicentini. Allora, noi rendiamo usufruibili tutti i giorni il 50% dei biglietti alla cassa direttamente, quindi la leggenda metropolitana che non ci sono più biglietti della mostra è una vera, scusate il termine, cazzata. Ok, i biglietti ci sono perché noi per politica aziendale, linea d'ombra, abbiamo sempre lasciato il 50% dei biglietti acquistabili alla cassa il giorno della mostra. Okay? Abbiamo aperto il terzo tipo di biglietto, che è quello che stiamo vendendo da 2 giorni, 400 biglietti venduti in 2 giorni di questo tipo di persone che vengono qui direttamente, è il biglietto aperto, l'unico che possiamo vendere prima della mostra, possiamo vendere qui fisicamente. Perché? Perché il biglietto, quello normale, diciamo, quello che dà diritto a fare la coda, strano diritto, si può acquistare soltanto il giorno della mostra, per cui uno arriva, decide di entrare, compra e va su. Quel biglietto normale la SIAE non permette di venderlo prima, ok? In anticipo. Poi c'è quello da prenotare che non si viene qua a fare, ma bisogna chiamare al telefono o digitare su internet e prenotarsi autonomamente. L'unico biglietto che possiamo vendere è il biglietto aperto, ok? Quello è il biglietto migliore ovviamente perché dà diritto a venire a vedere la mostra in qualsiasi momento senza decidere l'orario, niente, e saltando la coda. E quello salti anche davanti ai quelli che hanno prenotato la fascia oraria. Cioè tu hai già il contagliando, entri e vai su. No, lo cambi. Tu hai un biglietto che è stato venduto qui appunto in 400 esemplari in questi 2 giorni, l'hai preso, quando arrivi alla mostra vai alla cassa dei prenotati perché è come se tu fossi un super prenotato, lo cambi con un biglietto d'ingresso giornaliero perché il concetto fondamentale del controllo della SIAE è che tutti i titoli alla fine debbano risultare giornalieri, altrimenti non si possono controllare, ok? Per cui alla fine anche chi ha prenotato ha un codice, ok? Tu vai là, dici io ho il codice 543.212, pagato, ok, biglietto e vai su, ok? Quindi tutto alla fine deve andare nell'imbuto del biglietto giornaliero, biglietto aperto, biglietto prenotato e quello acquistato alla cassa è già giornaliero, ovviamente vai su direttamente. Fosse complicato, però questo è il lavoro che facciamo. Per cui si arriva di qua e poi allora. Scusa, sono io che sono. Cioè, quanto costa? Vicentina. I costi dei biglietti? Sì. 15 il biglietto aperto, 13 quello prenotato, 12 quello acquistato alla cassa. Naturalmente poi ci sono tutti gli sconti perché i gruppi pagano 10 e le scuole pagano 6.
Quindi tutte queste sono le tipologie di biglietti. 10. Gruppi 10, scuole 6. Ok. A questo punto uno ha acquistato il biglietto e può fare una doppia cosa. Allora, il visitatore di gruppo, i gruppi e quelli che non vogliono noleggiare l'audioguida vanno direttamente in guardaroba. Adesso che la porta è chiusa noi faremo il giro dall'altra parte. Vanno al guardaroba. Perché i gruppi si devono incontrare con la guida che li microfona, okay? Perché le guide avranno la guida parla al microfono per parlare piano e non disturbare, tutti avranno il loro auricolare e poi ascolteranno la guida dentro all'auricolare stesso che parla al microfono. E quindi il punto di incontro è di là al guardaroba, ok? Con la guida. Poi il visitatore che è singolo, che non voglia noleggiare l'audioguida, anch'esso va direttamente ovviamente al guardaroba, va di là. Gli altri invece fanno questo giro che facciamo noi, che voglio l'audioguida, il singolo, vieni qua e qui c'è il banco della noleggio audioguida. Eccolo qua. Basta un bel documento, paga. Ecco, questo è il banco del noleggio delle audioguide. Quanto costa? L'audioguida costa, ci sono varie offerte, comunque il prezzo intero è 6 euro e poi ci sono un sacco di riduzioni per famiglie, se sono in 2, in 3, in 4, in 5, quindi dipende veramente. Ok, audioguida si fa il giro. Anche l'operatore. Scusa, scusa. Dimmi cosa ti devo fare. Anzi, mi dica. Seguilo. Va bene. Sposta. È un gruppo. Sono tutte le guide. È un groupage. Ecco, queste chiamiamole anche Brave. per la televisione, tutte le guide. Lui è responsabile di mostra, vieni a centro. Eugenio è responsabile del personale di mostra e Laura è la sua vice. E queste sono tutte le guide. Perché non il contrario? Guardate i personaggi, guardate tutta la stampa davanti, Sono capitate nel momento giusto. sono capitate nel momento giusto. Eugenio cosa e Laura cosa? No, dimmi il cognome. ASTON. E Laura? Sì, anche Ovviamente mancano sono tutte studiose di storia dell'arte, sì, certo, selezionando. certo, se fanno gli ingegneri, signori. Sì, anche i notai. Grazie. Allora, il giro è così, lì c'è, come vedete, sono tutte le vetrine del bookshop, lì ci sono le casse del book, ma insomma sono cose che uno farà alla fine della mostra. Sono guide solo per la mostra o anche per l'edificio? Per la mostra, perché qui c'è Solo la per mostra, la mostra, per la queste mostra, sono sì. guide solo per la mostra. Quindi dell'edificio non dicono niente. Sì, dicono anche dell'edificio, non si preoccupi, che dicono Sì, anche no. dell'edificio, non si preoccupi.